Il 25 agosto la Sicilia può arrivare all'immunità di gregge. Grazie alle vaccinazioni tra 2 mesi e mezzo dovremmo gettarci alle spalle la pandemia che in Sicilia rallenta meno che altrove, con 337 nuovi positivi registrati ieri su 22.000 tamponi. L'isola è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri, ma il tasso di positività resta stabile a 1,5 a fronte dello 0,8 della media italiana. Sul successo pesano però tre incognite: la costanza delle somministrazioni sopra la soglia di 47.000 al giorno, la puntualità delle forniture e l'adesione dei cittadini. E da oggi anche Sicilia, che ha compiuto 12 anni, potrà prenotare la vaccinazione anti-Covid. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target 12-15 anni, che comprende circa 163.000 persone, è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale dell'immunizzazione. Verrà utilizzato unicamente il vaccino Pfizer, così come approvato dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco lo scorso 31 maggio, che ha accolto pienamente il parere espresso in precedenza dall'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali. La piattaforma telematica http://prenotazioni.vaccinocovid.gov.it è operativa. È l'ultimo target degli aventi diritto, evidenzia l'assessore alla salute Ruggero Razza, che viene ammesso alla vaccinazione. Chiunque in Sicilia quindi da oggi potrà immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come è avvenuto con i ragazzi più grandi. I nostri hub, prosegue Razza, e centri vaccinali sono pronti per dare l'ultima spallata alla pandemia.